Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, 8:07 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Danilo Slocar, Lega. Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti quanti. Ben arrivato, ben arrivato. Allora c'è subito la mail di Claudio Visintin per lei. Non dubitavo. Buongiorno famiglia Visintin. Ecco, buongiorno a tutta la famiglia. Dice buongiorno, vorrei farle una cortese richiesta, se può invitare a Sveglia Trieste una ragazza che rappresenta appieno la nostra migliore gioventù, mi riferisco a Giorgia Slocar. Oh mamma mia, una vera stella del panorama cittadino e giovane presidente del Rotaract Club, che si distingue continuamente per le tantissime iniziative a favore del sociale e delle persone. La ringrazio fin d'ora per la sua cortese risposta e, se mi permette, colgo l'occasione per mandare un caro saluto a una telespettatrice e amica speciale, la signora Gabriella Donna. Grazie Claudio. Si può fare questa, magari non so se a Sveglia Trieste, però magari in qualche nostra trasmissione, perché insomma parlare del Rotaract e di tutte le attività che fanno è insomma interessante. Ma io ringrazio Claudio per la sua gentilezza, lui e la sua donna Graziella. Sì. Ringrazio perché sono orgoglioso, come tutti i genitori, dei propri figli. Ho visto mia figlia a fare dei percorsi sicuramente migliori dei miei, con visioni forse più moderate e tranquille. Sì, certo che è importante una cosa, che i ragazzi crescano in contesti di service come Rotaract, come sono i ragazzi del Lions. Sono cose che ti permettono di dare una svolta alla tua vita, nel senso di capire cosa serve, come serve aiutare il prossimo. Anche con queste cose qua. Ci sono tutti, sai, perché ci sono gli scout, ci sono tutta una serie di organizzazioni che fortunatamente non sono tutti quanti Maranza. Infatti, perché noi dobbiamo anche dire questo, noi critichiamo tanto, però dobbiamo anche ricordare quelli che sono tanto bravi. È vero, che sono vicini alla gente, a tutti quanti. Diciamolo una volta tanto, no? Diciamo che i ragazzi di oggi sono molto più svegli e più preparati di noi, di come eravamo. È vero. È altrettanto vero che se succedono certe situazioni, che perché probabilmente la società non permette a queste persone di crescere nelle maniere giuste. Le famiglie, le scuole a volte, sono tutta una serie di situazioni. È vero, e proprio su questo tema interviene il signor Manuel, che ci ha scritto adesso una mail e dice: in merito agli episodi di violenza giovanile ritengo che questi non vadano tollerati. Coloro che si rendono protagonisti di comportamenti antisociali vanno rieducati con lavori socialmente utili, anche se sono minorenni. Saluti e buon lavoro. Ma soprattutto se sono minorenni. Soprattutto perché siamo ancora in tempo, perché quando arrivi alla maggiore età e ti comporti hai già un percorso, diventa un problema. Non raddrizzi più una pianta storta, è difficile. E devo dire la verità, no, io ricordo, perché io sono veramente datato, ricordo gli anni di Scalabrin, di Scozzai, quando non ce n'era per nessuno. Lì la legge non è che andava poi nei tribunali, i tribunali condannavano i poliziotti. Questo sta succedendo da noi, un poliziotto ha paura di fare quello che fa perché ci sono altri che lo giudicano. Cioè non è possibile. Vedi, la democrazia sta anche in questo, anche saper punire. La democrazia serve anche punire e noi questo non abbiamo. E magari anche recuperare, no? Come diceva il nostro... punito nel senso di recuperato, certo, no? Logicamente non punito fine per la punizione, no? La punizione deve servire per rieducare la persona. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Qua è Gianni che rompi le scatole. Gianni, grande Gianni. La saluto lei e saluto il caro signor Slocar. Ma non telefono per queste robe, telefono per ringraziare il signor Gino, che ieri ha portato un problema grande. E era quel che i morti sono tutti uguali. E ha parlato dei 4.000 morti triestini che non si è ricordati. Mentre nel branco
a San Giusto si è ricordato di tutti. E questa è una brutta roba e mi lo ringrazio perché è mosso veramente un problema enorme, perché i morti di qualsiasi categoria sono tutti uguali, tutti il proprio rispetto, uno che ha combattuto per una roba o per l'altra, l'altro era nella parte sbagliata, l'altro giusta. E purtroppo però a Trieste non è così. Se porto solo un piccolo esempio anche per il signor Bruno, come che no Bruno, mi sono sbagliato il nome, scusi, adesso mi sfugge il nome, ma Gino. Ecco, scusi, siccome stavo perdendo colpi, allora volevo dire che anche all'Oid, alle assicurazioni generali c'è una targa e questa targa praticamente onora i 13 o 12 morti che delle generali in Italia a combattere. Ma se la va lei dentro nelle generali, nell'archivio generali, la troverà che al posto che per l'Austria mi ha combattuto 44. Ecco, io vi saluto, scusate se è un problema perché mi lo trovo giusto che tutti i morti sia giusto. Tutti riconosciuti, insomma, chiarissimo Gianni, grazie. Beh, non si preoccupi perché anch'io mi dimentico sempre i nomi, quindi non è un problema. Allora, beh, come non poter condividere il pensiero di Gino? Rimane uno dei punti di una memoria della città. Molti dimentica che Trieste fino al 1918 non era mai italiana. Mai. Ecco. Quindi tutte le persone che hanno servito in quel periodo hanno servito l'impero. L'impero, certo. E questo è un po' la storia dei vincitori dei vinti, no? È così. Quelli che vincono si dimenticano di quegli altri, no? Quando succede. Noi abbiamo dimenticato questa storia qua, abbiamo dimenticato la storia di Trieste e questo è un peccato. Questo è un peccato perché effettivamente, a prescindere, in questo caso abbiamo una situazione di nazionalità, d'altra parte anche sono situazioni di carattere politico e secondo me è giusto ricordare tutti i morti. È vero, anche quelli che magari potevano essere o sono stati cattivi, no? I cattivi e i buoni, sempre morti sono. Sempre comunque hanno sbagliato, hanno creduto in una cosa diversa da un altro e per quello sono morti. Però bisogna dargli onore a questi qua. In ogni caso non sono scappati, sono rimasti là e hanno servito la loro patria del momento. Quindi vanno ricordati. Ha ragione il signor Gianni e anche il signor Gino, insomma, che sollevava questo tema. Allora, per sorridere un po', ci manda la consueta vignetta Marco Englaro: ogni giorno si inventa nuove truffe, su internet ti vendi perfino un tour sul tram de Opcina. È vero. Sempre pungente. Sì, sempre pungente. Potrebbe candidarsi alle prossime comunali. No? Alle prossime comunali? Sì, perché noto molto il suo pepe nelle cose. Sì, su certi è molto temi critico. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Franco Lega da Udine Nord, Franco buongiorno Lega, signori. Buongiorno. Eccolo. L'ospite diceva Scarabel e Scozzai, perché non si torna a Scarabel e Scozzai? Perché siamo morti. I 50 consiglieri regionali e i 30 consiglieri comunali andassero là in fila indiana dal prefetto e dal questore a vedere cosa fa il prefetto e il questore, oppure basta schiacciare su YouTube e si vede cosa fa il questore, cosa dovrebbe fare il questore e anche il prefetto. Tutto dice
per la sicurezza dei cittadini. Invece qui i cittadini sono lasciati perdere, sono lasciati nel limbo, sono lasciati nel purgatorio o anche nell'inferno, perché nessuno fa niente. Bossi diceva che i leghisti e anche tutti gli altri sanno il freno a mano tirato, e si vede, ma dovrebbe essere bruciato anche il ferrolo oramai. Grazie, mandi. Questa è la solita opinione, insomma, di Franco da Udine. Non ritengo, insomma, che non si faccia niente per ricordare per la un po' Bossi, no? visto che io a differenza sua l'ho conosciuto per tanti anni, sono 36 anni in Lega, quindi sono cresciuto con Pane e Bossi e Pane Lega. e Bossi. E io invito il signor Franco, che è polemico ogni mattina, nel torto o nella ragione, non entro nel merito, alle prossime comunali anche di Trieste, visto che si interessa di Trieste pur essendo della Ruralia, e io credo che sarebbe opportuno che si candidasse, no? Qui a Trieste, così a quel punto potrebbe spendere il suo tempo anche a portare le sue rivendicazioni, giuste o sbagliate che siano. Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gabriela. Gabriela, buongiorno. Guardi, chiamo per segnalare una cosa che non so a chi, perché già ho fatto una lettera alla circoscrizione, però non è stata accolta. Vediamo se tramite la televisione qualcuno lo fa. Qua in Piazza Garibaldi non chiamo per tutte quelle problematiche che abbiamo, chiamo per una questione del rispetto per le nostre radici cattoliche, no? Più che mai. La nostra Madonnina di Piazza Garibaldi ha le infioriture, ha tutti i resti delle infioriture dell'8 dicembre scorso, plastica, tutto brutto da vedere. È una questione di rispetto, e io penso che quello dovrebbe essere tolto. Ci sono anche dei turisti che fanno la foto a cerchi di plastica brutti, vecchi, foglie secche. Io penso che quello si dovrebbe togliere per una questione di rispetto per le nostre radici cattoliche, no? La nostra Madonnina. Quindi io non so a chi devo rivolgermi, perché una volta vedendo i vigili qua, i vigili che erano qua, le ho detto ai vigili del fuoco, no, che hanno le scale, ho detto ma perché potevano farlo, mi dice no, che quello lo fanno solamente l'8 dicembre e non posso aspettare un anno per togliere quello, già sono passati 6 mesi e veramente è vergognoso vedere nello stato che si trova la Madonnina. La Madonnina di Piazza Garibaldi, grazie. Di Piazza Garibaldi, grazie. Grazie Gabriela. Secondo me potrebbe, non aspetta alla Chiesa, però io credo una segnalazione di questo tipo, darla al Monsignor Trevisi, che è molto attento per queste cose, e anche tutta una serie di realtà cattoliche che sono a disposizione potrebbero in qualche modo fare dei service per star vicino a certi punti di riferimento per i cattolici, per noi molto importanti. Ecco, quindi secondo me giriamo la palla, non sempre darla anche a queste cose, facciamo qualcosa noi, no? Cominciamo insomma a segnalare, segnalando proprio sì, ma anche fare, perché io ricordo anni fa che facevo parte, abbiamo fondato un gruppo con una persona innominabile, un gruppo di Facebook dove andavamo a fare nei sabati e domeniche a fare pulizia dei giardinetti, ecco, per capirci. No? E si può fare. Si può fare. Allora, aggiungere Renata al discorso che facevamo prima sui giovani, inoltre i minorenni di oggi non sono quelli di 20 anni fa, a 14 anni ormai sanno bene cosa possono o non possono fare, dice Renata. Evidentemente sono quelli che non dovrebbero fare quello che fanno, evidentemente le famiglie o la società li ha abbandonati, perché ripeto, la pianta cresce in una certa maniera ed è evidente che se non viene tirata su in un certo modo succede che questa pianta si cresce male. Cresca male. Allora c'è un'altra telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sei in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei Bucarella, alla redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Ecco, io volevo proporre questa riflessione. Dunque, io premetto, non è la mia materia quella del territorio libero, d'accordo? Però so solo una cosa, che
ci sono degli spunti di riflessione. Se noi guardiamo la storia di Trieste, da terza città dell'impero, 110 anni dopo siamo ridotti poco più a un grande paesone con il 39% della popolazione in stato di povertà e un'economia non solo in sfacelo, ma diciamo che sta a galla, diciamo naviga a vista, diciamo così, per essere buoni, no? Allora qui c'è la necessità di, perché se noi analizziamo le cause, perché è successo questo? Fondamentalmente perché l'Italia, anziché essere stata madre patria, è stata matrigna nei nostri confronti. Porto l'esempio del gentile ospite, lui appartiene alla comunità degli sloveni in Italia. Abbiamo visto le differenze di disparità tra gli sloveni in Italia e ad esempio gli italiani in Slovenia, un esempio banale, no? Allora qui c'è una necessità urgente di rilanciare l'economia, che deve essere un'economia soprattutto solida, non deve essere basata su qualcosa di arioso come ad esempio il turismo, no? E l'idea, quando qualcuno chiama e porta il discorso del territorio libero, della zona franca, eccetera, eccetera, diciamo tocca un argomento spinoso e lo riesco a capire, però comunque offrirebbe un'idea di sviluppo della città. Perché questo? Perché fondamentalmente un politico di statura sa prendere le decisioni, dei politici così piccoli da poco non sanno prenderle, però l'idea potrebbe essere questa. Ci sono delle norme europee a favore, ripeto, norme europee a favore molto semplificate per creare una zona franca a Trieste, senza rievocare il territorio libero, ma semplicemente si potrebbe utilizzare il trampolino di lancio del territorio libero, avendo una zona franca made in Europe e salvando così la sovranità d'Italia. Invece quello che mi lascia basito è che la popolazione politica triestina, davanti a un'opportunità di questo genere qua, si mette semplicemente a criticare, perché, e dopo concludo, c'è da capire una cosa, che in un posto dove non si pagano tasse è più ricco di un posto dove si paga il 70% di tasse. Ecco, questo è la riflessione che propongo. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora, condivide un po' questa riflessione, ci sarebbe la possibilità di una zona franca europea? È normale che allora, premesso che le minoranze sia in Italia che in Slovenia sono ben tutelate, portano avanti i loro programmi e devo dire la verità, abbiamo una tale libertà da una parte e dall'altra che ce la sognavamo tutti. È vero. Prima cosa, le norme nazionali e internazionali qui hanno funzionato per quanto riguarda la realtà delle lingue e delle minoranze linguistiche. Dall'altra parte è ovvio che tutti quanti noi vorremmo vivere in un mondo di fiabe, però così non è. Non decidono i politici del posto, né il popolino, né nessuno. Sono realtà internazionali che hanno dato determinate indicazioni e ordini e noi dobbiamo in qualche modo andare avanti con questo. È evidente che siamo in una situazione grave e sono corsi e ricorsi della storia. L'Europa sta passando un momento tragico, non lo so se andremo se in qualche modo riusciremo a migliorare, dubito. Siamo vicini a situazioni molto più gravi di quello che neanche ci sogniamo e purtroppo noi non siamo in grado di fare nulla. Siamo in questa barca e speriamo bene. Allora, una telefonata ancora, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Allora, buongiorno a lei e al suo simpatico ospite. Primo, buongiorno. quel signore ha detto i triestini, a Trieste i triestini li conta sulle punte delle dita, primo. Secondo, Zelensky è il primo che ci ha mandato in malora, e andando a rompere le scatole a Putin, è quello lì che ci ha cominciato a rompere e tutto. Adesso l'Unione Europea lo vuole che sia anche lui faccia parte, che è stata la causa praticamente dell'invasione russa in Ucraina. Ecco, 90 miliardi sì, l'Unione Europea li ha dati a Zelensky, però all'Italia
di cercare di aiutare per tirare su per via di questo blocco del stretto di Hormuz, niente da fare, no. A parte che la Germania e la von der Leyen ce l'ha con l'Italia ancora, penso, di tempi di guerra, perché quando io sono stata in Germania 3 anni a lavorare, io italiana no, invece gli italiani non li potevano vedere perché li qualificavano come traditori. Ecco, io vi auguro una buona giornata, scusate il mio sfogo però, e sono d'accordo con Salvini, che dice appunto no che venga Zelensky nell'Unione Europea. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, allarga i temi nazionali, no? Abbiamo visto oggi sul giornale l'Europa accelera per l'adesione di Kiev, la Lega si oppone. Qui è un discorso, allora sono alcuni passaggi. Alcuni passaggi, sì, andiamo. Primo passaggio, quello della Germania. Della Germania. Churchill diceva, sì. Nota frase, la Germania dovrebbe essere bombardata ogni 50 anni una volta. Questo non lo dico io, lo ha detto Churchill, subito dopo negli anni 60, quindi non è materia neanche tanto lontana. Dall'altra parte ci sono le volontà, il popolo ucraino è povero, è un popolo martoriato, è stato usato da tutti, e questa è una guerra tra due mondi, tra il mondo occidentale e il mondo orientale, e stiamo pagando tutti queste conseguenze. Scelte pazze, no? Sono scelte che io non so dove ci porteranno, perché veramente si sta scazzando col fuoco. A prescindere di chi abbia torto o ragione, a me non interessa, la gente muore ogni giorno, noi stiamo vivendo economicamente malissimo anche per questo, le scelte sono state fatte da altri, sicuramente non dagli italiani né dai popoli europei, e gli ucraini sono carne da macello, questa è la verità. Allora, c'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno Enrico qui, un caro saluto alla conduttrice e naturalmente all'ospite. Grazie, buongiorno Enrico. Riguardo alle scovazze, alla plastica intorno alla colonna della Madonnina di Piazza Garibaldi, io sono nato in Piazza Garibaldi e ci ho vissuto i primi anni. Nel 54, ho già raccontato questo episodio, dopo una grossa baruffa mia madre ricevette, ero in casa il pomeriggio e la sera, ricevette una rosa nel nylon, come si usava nella scatola di nylon, da parte di mio papà che voleva scusarsi. Lei andò alla finestra e buttò questo pacco con la rosa in quella che era via trasversale del Bosco, che è una trasversale di via del Bosco, adesso ha cambiato nome. Dopo un quarto d'ora ha suonato la porta e c'era il vigile urbano, in una mano aveva la scatola con la rosa e nell'altra aveva il libretto delle contravvenzioni. E quindi in 15 minuti lo Stato di una volta, la pubblica sicurezza, i vigili di una volta hanno risolto il problema. Quindi non è una questione generalizzata, ma è una questione di funzionamento delle istituzioni. Ancora due cose veloci. Sono orgoglioso del fatto che la Slovenia, so che l'ospite è collegato indirettamente con la comunità slovena, sono orgoglioso del fatto che la Slovenia sia stata l'unica nazione che si è rifiutata di partecipare all'Eurofestival proprio in ottemperanza al principio della pace e della salvaguardia dalle orrende vicissitudini della guerra. Quindi onore in questo caso la Slovenia. Ultima cosa velocissima, circa 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, l'ospite aveva parlato, mi sembra, di suo padre prigioniero a Kronstadt, dove è stato fatto prigioniero intorno al 44, credo, e ha detto inavvertitamente Kronstadt dovrebbe essere in Polonia. No, Kronstadt è nella Federazione Russa e precisamente a Kaliningrad. Esatto. Infatti Kronstadt, K, eccetera, Kronstadt è la città delle 3 K, Kant, Immanuel Kant, Kronstadt e Kaliningrad. Grazie, buona giornata, buon lavoro e
e avanti così, via. Grazie Enrico, buona giornata a lei. Io ringrazio che ha ricordato mio padre. Sì. E effettivamente anche lui, probabilmente di geografia anche lui non ne sa tanto. Effettivamente quel periodo là era Kaliningrad e Königsberg erano in Polonia. In Polonia. Ma comunque a prescindere da questo, è vero quello che diceva sugli anni 60, però è altrettanto vero che era un altro mondo. Era un altro mondo, Era un altro certo. mondo. Non è comparabile. Come sarebbe parlare impossibile adesso, farlo ora. No, ma ha ragione. Certo, ma sta nell'educazione delle persone, no? E i mezzi che noi abbiamo. Per quanto riguarda il discorso della Slovenia, è facile per una Slovenia con 2 milioni di abitanti governare un paese così, che è un paese comunque ricco. Ricordo che noi purtroppo non siamo in grado di aumentare le paghe, loro hanno aumentato le paghe e sono oltre le nostre paghe. Quindi il benessere che hanno in Slovenia comincia a essere superiore a quello che abbiamo noi. A quello italiano. Basti pensare ai prezzi che sono degli immobili da Lubiana, piuttosto che, non parlo di Portorose, ma Capodistria stessa, parliamo di 4-5 mila euro al metro. Lubiana sono 11-12 mila euro al metro. Ecco. Quindi il mondo cambia. Siamo noi che siamo in qualche modo rincorriamo le situazioni e non è colpa dei governi. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. A fra pochissimo. Bentornati in diretta, 8:37 del mattino, siamo ancora in compagnia di Danilo Slocar, c'è già subito una telefonata in arrivo, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Ecco, l'abbiamo citata prima, Gino. Non ho sentito, ho aperto adesso. Il signor Gianni Volevo che apprezzava un suo intervento. Moro è morto quando, tra le varie cose, ha fatto stampare dal Ministero del Tesoro le famose 500 lire. Gheddafi è stato fatto fuori perché voleva fare una moneta africana. Uno Stato che non è proprietario della propria moneta è uno Stato servo. Noi, attraverso Maastricht, Prodi e D'Alema hanno firmato la cessione della nostra moneta. Noi abbiamo una moneta a debito che la prendiamo da una banca privata e paghiamo per ogni euro che noi prendiamo, paghiamo le royalty. Cioè è uno strozzinaggio. Se si fa il conto di quanto paghiamo di interessi sul nostro debito pubblico, viene fuori il costo del nostro debito pubblico. Cioè in 30 anni ci siamo indebitati attraverso gli interessi passivi di una moneta che non ci serviva perché avevamo la nostra e continuiamo, che tra l'altro è scritto in Costituzione. Però i nostri dirigenti non hanno il coraggio di farla rispettare. Si fanno le grandi manifestazioni di commemorare i grandi eventi della nostra storia, però quello che è la realtà, cioè di gestire la realtà per il benessere dei cittadini, va messo in secondo piano e neanche più considerato, perché veramente arrivare dopo 30 anni con tutti i dati che avevamo, che tutto crollava, in questa condizione è veramente da dementi. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Condivide quello che è questa analisi economica, Perfetta. Politica di Gino? Sì, è perfetta. Il problema è che stiamo vivendo anche in questo momento una grande, per esempio quello che sta succedendo in giro per il mondo, è permettere, marginare il discorso del dollaro, no? Che il dollaro in questo momento è sotto attacco perché è la moneta di riferimento per tutto il mondo. E logicamente, come dice giustamente Gino, ci sono monete che sono in qualche modo che comandano e che rendono schiavi gli altri popoli. L'euro è stata la più grande disgrazia che poteva toccare l'Europa. Ma questa qui è voluta, è scientifica. I Draghi di turno sono quelli che hanno guidato questa cosa, no? Il Moro ha pagato anche quello.
Sono situazioni purtroppo che sono, per certi aspetti, con il potere che hanno le realtà finanziarie internazionali, sono situazioni irreversibili. Purtroppo dicono. Maria Grazia interviene sul fatto dell'Ucraina e dice: non so se sia un bene o un male che l'Ucraina entri in Europa, e non entro nel merito. Di certo non è questa una discussione ammissibile finché è in corso una guerra. Non abbiamo bisogno di esasperare il conflitto già in corso con Putin, sostiene Maria Grazia. Però l'Europa sta facendo proprio questo. È proprio questo, no? Questo è l'obiettivo, di creare ancora più disordine. Tanto è vero che non è stato voluto in nessun modo creare una struttura di ricercare la pace da parte dell'Europa, che era quella che era più interessata di tutti. Cioè noi dobbiamo vivere in pace, no? Anche se abbiamo un criminale vicino, però noi dobbiamo cercare di fare in tutti i modi per, non con la guerra, con la pace. Allora, c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Che voglio fare romantico con l'età che ho, essendo vecchio, no? Perché prima si parlava ai giovani, no, delle più sveglie, sicuramente sì, le più sveglie certe robe, però che purtroppo non la sentiamo benissimo. Esatto, la mi sente adesso? Meglio, sì, ecco, sì, no, adesso sì. Allora, in poche parole voglio fare romantico, no? Sì. Allora, sono nato in città vecchia, non era Bubane. Se te avevi parole a scuola, te avevi i giocatori, dopo che veniva, attenzione, se te facevi una monada, va bene? Te ciappavi in strada e te davi in chiave e trovavi anche la mescogliata, va bene? E dunque era brutto, certo, però serviva per questo. Dunque da 6 anni in su te cominciavi a avere compagnie, te cominciavi a avere, anche là era Bobbio, perché era Bobbio a Trieste, no? Però era il rispetto dello Stato, era il rispetto della Chiesa, lei non fa i chirichetti, ma anche Bobbio, va bene? Dunque era un rispetto, e rispetto soprattutto per le mule, guai chi toccava una muglia. Era un rispetto, era una roba, è altra roba. Se te andavi male a scuola, tu avevi i motorini e ti diceva domani ti vai a lavorare e ti cominciavi a vivere, e ti cominciavi a vivere, ti cominciavi a conoscere la società, ti cominciavi a avere le tue soddisfazioni, ti avevi un raggio di vita, va bene, di avere come si può dire, delle partenze e anche degli arrivi e delle soddisfazioni. Quel che oggi manca. Via questo, e voglio arrivare a un punto, che Trieste, ma parliamo di noi, mi sono sicuro che sapevano chi sedesse in Maranza, dei nomi e cognomi in questura, e a quel punto là, va bene, mi ricordo che a scuola eri seguito negli anni 70, se eri un poco più, come si può dire, storto, no? Ma era a scuola, era in ricratoio, era in oratorio, era in compagnia, e poi un'altra roba che devo dire, la cultura era diversa, era i festini, era le compagnie, era la cultura anche musicale, ti portava tutto quanto a essere molto più umano che invece di quel che siamo oggi. Però ripeto una roba, in questura gli ha nomi e cognomi di tutti questi Maranza, a questo punto se ciappa e se va a portarli a quel che riguarda, a cominciare a essere anche loro responsabili. È una roba giusta che sta detto, di cominciare anche a fare lavori socialmente utili e di fargli magari capire che la vita è diversa e eventualmente si arriva a dare dei stimoli positivi. Arrivederci e buona giornata. Grazie e buona giornata. Insomma, condivide quello che diceva il nostro telespettatore. Condivido la ex Boba. Ex Boba. Siamo stati tutti Boba. Quindi ha perfettamente ragione, conoscono tutti, ma io mi domando questo, è difficile mettere in moto quello che dice il nostro telespettatore. Se, come ieri, ascoltando i telegiornali, i professori che sono stati picchiati non sporgono denuncia perché non è educativo sporgere denuncia contro questi ragazzi che li hanno bastonati, è finita, no? Cioè noi non andiamo più da nessuna parte, e questo qua purtroppo è anche il grande danno che la sinistra ha creato in queste cose qua.
Allora, Davide fa una precisazione, dice: il senso è leggermente diverso da quanto si vuol far capire, soprattutto nel pieno della guerra, non negli anni 60. La frase sui bombardamenti in Germania è una versione imprecisa o una parafrasi di un famoso discorso radiofonico tenuto da Churchill il 14 luglio del 41, dice. Lo statista britannico non disse che la Germania doveva essere bombardata oggi, ma dichiarò l'intenzione di intensificare continuamente i bombardamenti aerei per distruggere il regime nazista. Questo era... No, è stato fatto, semplicemente poi il discorso della riunificazione è stato un ulteriore danno, perché i tedeschi stanno bene, molto bene divisi e non uniti, perché possono rimanere divisi pur stando in pace. L'unificazione, è sempre stata la guerra franco-tedesca, piuttosto che sono popoli che sono facilmente in un'accensione facile. Di facile accensione. Allora, un'altra mail da parte di Renata: il conflitto provocato dagli americani in Europa e ora lasciato in mani tedesche sta portando esiti nefasti. Vorrei che l'Italia avesse un ruolo da mediatore di pace e non di sostegno all'infinito ad atti di guerra. Molti stanno cambiando idea al sostegno a questo governo, dice la signora Renata. Condivide? Ma non si può che non condividere. No, scusate, ma questa era un'altra telespettatrice che si chiama invece Maria Stella. Mi scusi, sì, ma comunque è vero, noi siamo ostinatamente contro cioè favoriamo in qualche modo non la difesa dell'Ucraina, la continuazione della guerra. Cioè noi dobbiamo portare la pace in Europa, anche con un più grande criminale, ma dobbiamo prodigarci per la pace, per le nostre generazioni future, perché noi ormai parliamo di anni, gli anni passano, i bambini di oggi non vorrei che si trovassero in grandi problemi. Esatto. Allora, un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signor Buccarella, buongiorno a lei e a Danilo Slocca. Buongiorno. Allora, mi sente? Sì, buongiorno, sì. Allora, Danilo, io volevo dire una cosa, no? Intanto la parola maranza mi disturba in una maniera tremenda, proprio, chiamiamoli delinquenti, non maranza, no? Per me bisognerebbe abbassare l'età di punibilità, in senso che anche a 14 anni, anche a 15, se commettono stupri, omicidi con i coltelli ed altre cose, non possono essere lasciati liberi, denunciati a piede libero. Questo non è possibile. Libero di cosa? Di delinquere ancora. Non parlo solo di Trieste, parlo proprio dell'Italia. Questo non è più possibile. Bisogna prenderli intanto. Faccio un esempio, mio marito era piccolo, abitava in via Ciamician, dove hanno fatto quei 2 grattacieli dove abita il consigliere regionale, quello che mangiava gelati con la tessera regionale, eccolo, no? Per essere chiari, per non fare nomi. Chi, Bruno Marini? Danilo, sì, proprio lui. Allora, giocava a pallone, a palla, ecco, in quella strada, erano delle casette che ancora adesso che sono state proprio gettate giù per fare quei 2 condomini enormi. Un vigile urbano questa volta l'ha preso, l'ha portato a casa, mia suocera ha pagato 500 lire, che non erano poche in quel periodo, e poi naturalmente mio marito se le prese. Volavano scagnetti quella volta, no? Se succedevano queste cose. Adesso dove sono i genitori? Ma io sono anche per la legge marziale. Dopo una certa ora i ragazzi minorenni e anche quelli maggiorenni che sono nelle comunità, nelle case, non dovrebbero uscire, perché io alle 21:30 ho guardato un film, ho dovuto lasciarlo, ero al cinema, a 21 anni ho dovuto correre a casa perché se no le prendevo, alle 21:30 dovevo essere a casa. Insomma, ecco, comunque bisogna
bisogna abbassare l'età della punibilità, perché questi se ne fregano, dicono che sono minorenni e invece sono più che maggiorenni. Grazie. Grazie Nivea, buona giornata. Allora, il discorso di Maranza ha un nome specifico, perché è un mix tra giovani italiani, giovani non italiani ma di seconda generazione, e piuttosto che immigrati. Per questo noi stiamo vivendo, io vedo in via Silvio Pellico piuttosto che in via delle Giudecche c'è questo miscuglio, e purtroppo sto vedendo tante ragazze locali che si mescolano con queste persone di colore, e non riesco a capire veramente il fascino che questi hanno. Quel ragazzo che era sopra quella ragazza in via delle Giudecche è una compagnia che si trova, li ho visti più di una volta in via delle Giudecche, che fanno casino assieme. Dico, ma è così, il mondo è cambiato e purtroppo non riusciamo in nessun modo a trovarci. E va anche detto che di questo passo veramente, ma non siamo in grado di mettere in prigione nessuno, non abbiamo carceri, non abbiamo niente. Se io sono andato a vedere il carcere del Coroneo, signori miei, è una tragedia, sono in carcere quei poveri disgraziati di lavoratori che sono nel carcere, sono loro gli unici veri in carcere. Noi non abbiamo... Non è il peggiore, insomma, che abbiamo in pensa Italia, te, no? Pensiamo te. anche questo. È una cosa allucinante. Allora, buongiorno Laura, ci scrive Alessio Colautti, che salutiamo, e buongiorno Danilo Slocar. A proposito di moneta, nel continente africano, in alcune zone, tuttora, la moneta vigente per grandi scambi è il tallero di Maria Terese, e si comprano terreni, bestiame e case. Durante un mio recente viaggio in Oman, all'antica capitale, ne ho trovate originali e riconiate in alcuni negozi di antiquariato. Austria grande anche in questo. Buona giornata. Grazie ad Alessio, un saluto per... Io ringrazio Alessio, che è la punta di una realtà storica che è ancora coltivata a Trieste. Lo ringrazio perché questo mantenere viva la cultura austro-ungarica, che è la nostra cultura, perché ricordavamo prima, eravamo 500 anni sotto gli Asburgo, non una settimana o 100 anni come con l'Italia, 500 anni, quindi una storia proprio. Grazie Alessio. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Daniela, volevo fare una domanda diciamo su altre cose, se sa aiutarmi, perché non ho capito. Allora, io l'anno scorso avevo preso il bonus Federica perché ho la pensione minima e naturalmente c'era questo bonus e mi è arrivato 2 volte in un anno l'anno scorso. Volevo chiedere se quest'anno lo ripetono oppure, siccome ho preso l'anno scorso, quest'anno non prendo nulla. È una domanda tanto per rendermi conto un pochino del mio budget, che è un pochino, diciamo, in difficoltà. Vi ringrazio, buongiorno. Ho capito, quindi aveva avuto il bonus regionale, giusto? Per, giusto. Per la pensione minima, per integrare, insomma, in qualche modo la pensione minima. Adesso è in fase di stesura la finanziaria, no? La manovra estiva, la manovra estiva. Diciamo che la Giunta Federica si è distinta negli anni per gli aiuti dati veramente a tanti, senza mettere le mani in tasca a nessuno. Quindi è un grande lavoro che è stato fatto da questo Presidente, da questo Governatore e dalla sua Giunta. Mi spiace se Federica non avrà più la possibilità di essere candidato. Secondo lei c'è ancora margine per un terzo mandato? Sì, per avere un terzo mandato, mi auguro, perché è un ragazzo che, ricordo, è venuto in Lega che aveva neanche 15 anni ed è cresciuto in una maniera, si è formato, è stato formato dalla famiglia, perché prima di tutto parte dalla famiglia, dal papà e da una mamma attenta. E questi ragazzi qua non andavano in giro a fare casino. Questo qua è uno che si è impegnato per la società. Io mi auguro che anche in quest'anno provveda per questa ultima sua probabilmente finanziaria.
Poi magari ci informeremo anche nel dettaglio, comunque suggerirei a Daniela di rivolgersi comunque a un patronato per sapere proprio la sua situazione, però ancora non c'è, insomma, sapremo a fine luglio. Avanti, quindi sì, a luglio di solito si approva la manovra estiva, no? Dopo luglio magari vedere se rientra. Però questo qua ti dice quanto ha fatto per la regione questa giunta negli anni. Io ricordo che abbiamo fatto delle manovre incredibili in 5 anni, poi adesso in 8 anni, una roba folle. Si parlava prima, scrive Giuseppe, che i Maranza sono conosciuti in questura e con questo non dipende dalla polizia ma dalla magistratura che decide. Ancora non si è capito, dice Giuseppe, lo dicevamo prima però, no? C'è insomma anche questo passaggio non da poco. Ma noi siamo colpevoli del nostro destino. Se io penso come è passato il referendum, ti dice lunga su come è strutturato. Io non credo che sia una questione solo di gente. Stranamente abbiamo visto le ultime elezioni quanta poca gente è andata a votare queste comunali e la massa di persone che è andata a votare per il referendum. C'è qualcosa dietro, no? Ancora una volta porto un poco di disturbo, dice Gianni, che non disturba mai. Della Madonnina bisognerebbe rispettarla, quell'immagine, proprio per quello che rappresenta. Mi è tanto piaciuto il ricordo di quel signore e della sua mamma. Che bella questa trasmissione che ci lascia la libertà di esprimerci senza metterci la museruola. Il signore che ha parlato di Civitavecchia ha detto una cosa veramente triestina, dice che è questa, siamo nati con il rispetto delle leggi e delle regole. Grazie Gianni per questo ulteriore Grazie Gianni, perché rispecchia veramente quello che è stata la città. È vero, è proprio. Noi siamo ridotti a dover mettere una ringhiera intorno a un monumento, una piazza, per non vedere quel cesso che stanno facendo in Piazza Libertà. È una vergogna. Quello è un'istigazione a persone normali come noi, che cerchiamo di vivere, non normali in senso, ma di comportarci nel decoro della città in cui si vive. Quello non è un decoro. La manovra del bonus è stata rinnovata e anzi il contributo passerà da 350 a 450 euro. Abbiamo già in diretta, Gianfranco, quindi è già quella è già. Poi non so appunto se la signora poi rientra con i parametri avendo già ricevuto questo. Se è così simpatica rientra sicuro. Sicuramente, dai, ce la farà senz'altro. Ancora Davide, ma no, non c'entra nulla la finanziaria, l'importo di 300 euro è stato portato a 450, ecco 2 mesi fa era questo, allora è comunque sono persone che evidentemente percepiscono questa misura e quindi va benissimo, ringraziamo i nostri telespettatori. Dunque, per favore sia così gentile da elencare le cose fatte, ma in che contesto, signor Aldo? C'è questo signore ma è uno che andrà a votare il prossimo anno per l'altra parte politica. L'altra parte politica, invece voi vi state preparando insomma alle prossime elezioni, anche qui a Trieste. Noi abbiamo, come sempre, quelli che governano non hanno tempo a pensare al domani, no? E quindi pensano all'oggi e forse a volte sbagliando, perché bisogna pensare oggi per domani. È una piccola autocritica? È un'autocritica in assoluto sull'acceleratore per tutto il centrodestra. Per il centrodestra. Perché è tanto difficile vincere, è altrettanto più difficile governare, ma è molto facile anche perdere. Quindi bisogna darsi da fare e portare tutto il buono che si è fatto. Colleghi del centrodestra. Prego? Dice diamoci da fare subito ai colleghi del centrodestra. Sì, perché credo che i personalismi portano solo del male. Capito. Allora, con questo messaggio concludiamo la prima parte della nostra trasmissione. Invito Danilo Sloccar a tornare a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie Laura. Grazie a tutti i telespettatori. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco sarà con noi Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle.
Bentornati in diretta 9.05 del mattino, diamo subito il buongiorno a Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle, grazie di essere Buongiorno, grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti e tutte. Allora, partiamo subito con una vignetta di Marco Englaro che è appena arrivata, quindi così sorridiamo un po', poi però diamo anche una bella notizia molto interessante di cui ci parlerà il nostro ospite. Allora, te sa che l'8% del vin che se vendi è analcolico, per me is tutti toccai. Bella anche questa, ringraziamo Marco Englaro per la vignetta quotidiana, per le vignette quotidiane. Allora, diamo subito una buona notizia, allora Enrico Sossi, sui campionati universitari, allora cosa succederà a Trieste? Sì, infatti il prossimo anno in tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi sono coinvolti sia l'Università di Trieste che l'Università di Udine, ma di fatto sarà presente in tutta la regione, torneranno i campionati nazionali universitari dopo ben 18 anni, perché l'ultima volta nel Friuli Venezia Giulia si sono tenuti nel 2009, quindi finalmente dopo 18 anni torneranno i campionati nazionali universitari e lo dico anche con una certa soddisfazione perché deriva dal nostro lavoro in Consiglio regionale, della nostra consigliera Rosaria Capozzi, e attraverso un nostro emendamento abbiamo stanziato nel bilancio di dicembre 2024 dei fondi proprio per poter presentare, per dare questi fondi ai CUS, che sono i centri sportivi universitari delle università di Trieste e Udine, appunto dare i fondi per poter presentare la domanda. Tra Torino e il Friuli Venezia Giulia è stato scelto il Friuli Venezia Giulia, quindi Trieste, Udine, soprattutto anche Lignano che ha delle strutture sportive di alto livello. Finalmente il prossimo anno avremo modo di avere di nuovo questo evento sul territorio, che chiaramente dà la possibilità ai miei colleghi studenti universitari che fanno parte dei CUS, ma anche a tutti i territori della nostra regione, appunto di poter anche essere valorizzati nuovamente dopo tanto tempo in questa chiave sportiva legata ai giovani, e veramente mi sembra una cosa bella da condividere, perché finalmente possiamo intanto avere anche delle belle notizie relative al nostro territorio. E chiaramente qua si parla anche di sport giovani, spesso appunto si parla delle nuove generazioni e anche della formazione, dell'educazione e anche appunto dei contributi che lo sport e la cultura possono dare ai giovani. Ebbene, penso che questa qua possa essere una soddisfazione per tutta la nostra regione, e quindi mi pareva giusto condividere questo risultato a cui abbiamo provato anche noi a dare il nostro contributo. Il contributo, fra l'altro insomma è un qualcosa che torna, no? Diceva in regione, quindi sì, le esatto. passate edizioni sono state sempre di grande successo in ogni luogo, insomma, dove si sono verificate, quindi grande adesione. Tutte le università italiane, i gruppi sportivi delle università italiane arriveranno qua in Friuli Venezia Giulia e effettivamente avremo modo di avere competizioni di un po' tutte le discipline dei CUS universitari in giro per l'Italia, e questo qua ovviamente non solo in sé è un evento positivo, chiaramente, perché mette assieme, fa incontrare giovani da tutta Italia per delle finalità assolutamente nobili, però appunto garantisce anche una maggiore visibilità al nostro territorio, non solo a livello mediatico, ma anche proprio a livello del territorio, di tutto un po' anche l'indotto che ne deriva, soprattutto anche in vista delle nostre, dal punto di vista delle nostre strutture sportive, che ne abbiamo appunto anche a Lignano di alto livello, ma anche appunto a Trieste e Udine. È una soddisfazione per tutti noi e soprattutto anche per i due atenei che si stanno impegnando già da diversi anni nel promuovere non solo l'offerta formativa, ma anche appunto l'offerta sportiva dei corsi universitari. Ecco, spostiamoci per un attimo però anche proprio in città, quindi a Trieste, e a tutta quella immensa partita del Porto Vecchio, in cui c'è naturalmente anche l'università, c'è davvero di tutto e su cui si punta molto per il futuro della nostra città. C'è stata la commissione trasparenza, no? Però come è andata? Insomma, è passata come un nulla di fatto. Sì, una commissione trasparenza richiesta dalla nostra consigliera comunale Alessandra Richetti,
per effettivamente fare chiarezza un po' di più su tutto l'iter amministrativo che è in corso in Portovecchio e poi anche in generale del project financing. È una commissione trasparenza che purtroppo non ha avuto nulla di trasparente, perché l'assessore Bertoli, che è l'assessore con la delega al Portovecchio, non ha voluto rispondere praticamente a nessuna domanda, con la scusa che i tecnici del comune non fossero presenti perché impegnati in un'attività di team building, quindi di quelle attività che si fanno per appunto fare gruppo. A me sinceramente è una scusa che sarà anche vera, però mi fa un po' sorridere, perché per una commissione trasparenza su un tema così importante per la nostra città, perché Portovecchio è un'area immensa che effettivamente noi abbiamo la possibilità di non ricostruire da zero, ma di plasmare in base alle necessità della nostra città e di chi la abita, di chi la vive. E invece una commissione di trasparenza in cui i consiglieri hanno fatto domande, hanno chiesto chiarimenti e l'assessore effettivamente non ha di fatto voluto rispondere. Nonostante per esempio fosse presente il responsabile unico del procedimento, in ogni caso l'assessore comunque non ha voluto rispondere, quindi i consiglieri non hanno avuto risposta rispetto alle loro domande. Ricordiamoci che il ruolo del Consiglio Comunale e dei consiglieri comunali è anche quello di poter, non dico per forza incalzare, però chiedere chiarimenti e trasparenza rispetto agli iter amministrativi all'interno del nostro comune. Questa cosa purtroppo non è avvenuta, è una brutta pagina, un'ennesima brutta pagina all'interno del Consiglio Comunale. E è anche emerso però un'altra cosa, questo l'assessore l'ha detto, la Regione Friuli Venezia Giulia ha rilevato delle criticità amministrative, programmatiche, ambientali rispetto alla procedura, all'iter amministrativo in Portovecchio, anche grazie a delle osservazioni che diverse associazioni ambientaliste e di tutela culturali e anche noi come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato anche noi delle osservazioni nell'iter amministrativo, perché abbiamo ritenuto importante farlo. A seguito di tutte queste osservazioni pervenute dalla cittadinanza, la Regione appunto ha rilevato delle criticità che ha segnalato al Comune, che però l'assessore ha detto che probabilmente lui non sa ancora se effettivamente il Comune andrà a risolvere queste criticità evidenziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che mi sembra una cosa, non mi sembra una cosa assolutamente positiva, perché nel momento in cui ci sono delle criticità non solo burocratiche e amministrative, che poi se dovessero emergere in futuro ed essere fondate ci sarebbe un grosso problema, ma soprattutto anche ambientali, perché purtroppo nella nostra città abbiamo un'esigenza di maggiore verde pubblico, di alberi in giro. Adesso arriverà l'estate, guarda, sta settimana già siamo messi con le temperature abbastanza male, non voglio immaginare ad agosto o a luglio, quindi avere un maggiore verde pubblico anche all'interno di Portovecchio potrebbe assolutamente evitare le cosiddette isole di calore. Ci sono quindi delle criticità ambientali, ma il Comune pare che non provvederà a risolvere questo tipo di criticità, e questo ovviamente è un problema. Purtroppo questa commissione trasparenza non ha potuto fare il suo lavoro, era un'occasione, non dico unica, però sono rare le occasioni in cui i consiglieri comunali, soprattutto qua a Trieste, hanno la possibilità di poter fare chiarezza su tutti questi procedimenti, tutti questi processi anche di grande impatto che la nostra città sta affrontando. Purtroppo anche questa volta non è andata avanti per colpa dell'assessore Bertoli e quindi della giunta di piazza, e speriamo ovviamente che in un futuro prossimo dovesse essere riconvocata una commissione trasparenza su questo tema, i tecnici non siano impegnati in queste cosiddette attività di team building, perché il loro primo, dal mio punto di vista, dovere chiaramente è lavorare negli uffici, svolgere il loro lavoro, ma anche hanno una responsabilità rispetto alla cittadinanza attraverso il Consiglio Comunale. E questa cosa qui la considero abbastanza grave, e la consideriamo abbastanza grave non solo come Movimento 5 Stelle, ma di fatto anche come tutte le altre opposizioni, e speriamo che venga fatta maggiore chiarezza sull'iter di Portovecchio, sulla riqualificazione di Portovecchio, perché è veramente importante, ed è importante che quell'area non diventi un'area in cui fare, come dire, un'area svenduta a pezzi
magari anche effettivamente a residenti che però per esempio non residenti, a persone che non abitano qua, non abiterebbero qua a Trieste, ma magari sono turisti, austriaci, tedeschi, che hanno i soldi per comprare magari appartamenti futuri in Portovecchio, ma che effettivamente la città non la potranno vivere, e quella zona lì, quelle zone residenziali, una seconda Portopiccolo. Esattamente, sarebbe veramente un peccato. Ovviamente ci sarà l'università, alcuni uffici della regione, e ci saranno diverse cose, sono anche positive del progetto di riqualificazione di Portovecchio. La questione della residenzialità, secondo me, su quella questione deve essere fatta chiarezza, e dobbiamo tutelare non solo la città, i residenti, chi vive Trieste, ma anche questa nuova area che sta venendo riqualificata. Allora, c'è una telefonata in arrivo, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buondì. Buongiorno. Emissione radio. Autovia di Isolo 116. Flavio? Scusi, Flavio? Sì. Ok. Siamo via di Isolo 116. Ma capire un giorno di disastro, ma capire. Non sentiamo bene la telefonata, Flavio. Non so se sta parlando con un viva voce, forse? No. Non Dario Marigli, Dario. Non riesco davvero a capire le parole perché si sente malissimo. Non so, provi a richiamarci, Flavio, non riusciamo a capire. Mi dispiace, era molto disturbata. Sì, può essere, magari riprovando. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, sempre in compagnia di Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. Allora, c'è già una telefonata in arrivo, vediamo se riusciamo a sentirci o se c'è qualche problema. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Buongiorno a lei. Vladi, buongiorno a lei. Buongiorno. Sappiamo bene che le parole pesano come pietre, ma qualche volta vengono fatte passare velocemente quando c'è qualcuno a cui non è tanto gradito ascoltarle. Alcuni giorni fa una rappresentanza dei vari partiti progressisti, tra cui c'era una gentile signora del Movimento 5 Stelle, si sono presentati in Piazza Libertà per protestare, per testimoniare la contrarietà alla recinzione di quella piazza. Io voglio mi piace ricordare che tutti i giardini e i parchi più importanti di Trieste sono recintati e vengono chiusi non già alla notte ma anche di primo pomeriggio. Giardino Basevi prima di tutto, il parco di Villa Revoltella, il Giardino Basevi, il comprensorio di San Giovanni dell'ex casa di cura psichiatrica e quant'altro. È una cartolina, è la prima visione che c'è. Sì. Da chi arriva fuori Trieste, vedere il degrado di Piazza Libertà. Quindi non so quale sia, o forse lo immagino, quale sia il motivo di non voler recintare la piazza dove c'è anche la statua di Sissi e quant'altro. Capito, quindi evidentemente Vladi, lei è favorevole insomma alla recinzione, va bene. Grazie della telefonata, penso possa rispondere, sì, no? Perché assolutamente. avete sempre espresso contrarietà invece. Esattamente, no? Parto dal idea. fatto che hanno preventivato, hanno già allocato 1.200.000 euro di fondi comunali per questa recinzione. Ora io non so il signor Vladi, ma io andando prevalentemente in giro in bus, raramente in auto in città, ma per esempio la qualità delle strade e dei marciapiedi, io penso a Piazza Casali dove il tram molla il suo carrello, dove mollava il suo carrello alla fine di Via Commerciale, c'è una piazza, si chiama Piazza Casali, dove c'era anche una volta la sede di Confindustria, adesso c'è una pizzeria da sport, un baretto, un ostello, anche dei posteggi. La qualità di quella piazza è infima. Ci sono ancora delle vecchie rotaie che non vengono più utilizzate, ancora appunto vecchie del tram che non vengono più utilizzate, ma
proprio differenti rispetto a quelle che di norma utilizzerebbe il tram. Ci sono altri punti in città, prima forse si accennava via Rossetti, ma ce ne sono tranquillamente anche altri in cui non solo le strade e le asfaltature sono in uno stato pessimo, ma anche la qualità e la pulizia dei marciapiedi sono in uno stato critico. L'illuminazione pubblica, almeno io abito a Upicina, posso dire chiaramente che a Upicina è pessima, perché almeno con l'appalto precedente uno chiamava, in 2 giorni arrivava la ditta, cambiava, aggiustava l'illuminazione pubblica ed era come prima, e c'è anche lì una questione della sicurezza. Adesso invece abbiamo tipo tutta la zona dopo la Grania andando verso Fernetti, che la sera sembra di stare, alcuni momenti, di stare in una via normale di Trieste illuminata la sera o la notte, e un altro momento sembra di stare in pieno bosco, posto che amo anche il bosco, ma visto che lì ci passa la gente forse non è il massimo. Quindi 1.200.000 euro che potrebbero essere spesi in ben altre misure nella nostra città, messi per una recinzione che non solo non risolverebbe il problema, perché questa recinzione, cioè nel momento in cui si va a recintare una piazza, un luogo, una zona che può essere, che è in stato di degrado per una serie di ragioni, tu semplicemente quel degrado lo vai a spostare. È lo stesso concetto delle zone rosse, che effettivamente andavano a spostare la criminalità dove queste zone rosse effettivamente non c'erano. Uguale la recinzione, nel momento in cui si andrebbe a recintare Piazza della Libertà, addirittura si rischierebbe che i casi più eclatanti di diciamo criminalità, microcriminalità, andrebbero addirittura verso la stazione, quindi ancora più vicino rispetto a dove effettivamente arriverebbero turisti e pendolari. Inoltre, il punto di Piazza Libertà non è tanto gli atti di criminalità, sono avvenuti gli accoltellamenti, sì, è vero, è fondamentale in generale in tutta la nostra città, basterebbe vedersi appunto i TG di Tele4 che spesso mostrano anche i fatti di cronaca che avvengono nella nostra città ogni 2 giorni praticamente. Servirebbe chiaramente una maggiore presenza delle forze dell'ordine nella nostra città e non magari sui confini, in cui effettivamente ho letto un comunicato stampa del SIULP, che è uno dei maggiori sindacati di polizia in Italia, che ancora lamentava l'inutilità della chiusura delle frontiere, perché di fatto non è neanche una chiusura, perché basta, io poi vado a camminare in bosco e posso andare in Slovenia per fortuna, certo, per un sentiero, in qualunque minuto senza alcun controllo, per cui ovviamente non meravigliamoci se comunque i migranti irregolari continuano ad essere presenti, proprio perché quello lì è un controllo di facciata che serve solamente al governo Meloni e al centrodestra per poter dire che loro sull'immigrazione stanno facendo qualcosa, quando di fatto abbiamo tutti visto che non è così. Se quegli poliziotti in generale potessero essere nelle nostre città, non dico solo a Trieste, ma anche a Udine, anche a Pordenone, anche a Gorizia e anche in tutte le altre città italiane, se quei poliziotti, quelle forze dell'ordine potessero effettivamente fare anche ciò per cui loro hanno scelto uno dei motivi per cui loro hanno scelto di entrare a far parte delle forze dell'ordine, ovvero quello di poter contribuire a difendere e a sostenere la nostra comunità, allora forse le nostre città sarebbero molto più sicure. Purtroppo invece così non è, perché le questure sono sotto di personale. Sempre in questo comunicato stampa del sindacato di polizia si lamentava appunto come anche gli uffici dell'immigrazione effettivamente non hanno personale a sufficienza, di conseguenza loro devono fare tutte le procedure, tutte le carte a queste persone che arrivano. E siamo tutti consapevoli che ogni mattina c'è la fila davanti alla questura di queste persone che vanno lì la mattina per poter effettivamente fare le carte, e infatti poi dopo diventano la maggior parte regolari. E poi c'è un tema relativo anche proprio ai centri, anche se di bassa soglia, ma ai centri dove far stare queste persone, perché le persone che per esempio spesso trovano effettivamente a dormire in Portovecchio, in Piazza Libertà, hanno visto che loro hanno già fatto le carte e gli iter procedurali per essere, anche se momentaneamente, regolarizzati sul nostro territorio. Però effettivamente loro poi dopo che hanno fatto la carta, dove vanno? Vanno dove sanno che c'è un supporto che gli dà una mano, cosa che invece che può essere semplicemente cibo e un minimo appunto di viveri per poter umanamente sopravvivere.
E quindi effettivamente ci sono delle associazioni che fanno questo, ma perché fanno questo? Perché il comune e gli enti in generale pubblici che dovrebbero invece, che hanno questa responsabilità, ma che effettivamente non fanno nulla per fornire questi servizi essenziali, appunto arrivano queste associazioni, fanno loro il compito delle istituzioni e quindi effettivamente si crea per esempio in Piazza della Libertà delle situazioni in cui sono presenti i migranti perché poi sono presenti lì e perché sono presenti tutte le stazioni in giro per l'Europa e per il mondo, perché le stazioni sono uno dei punti principali, uno degli snodi per cui effettivamente sia chi è regolare e chi no effettivamente ha modalità poi di muoversi in giro, quindi quello diventa uno dei fulcri più importanti. Quindi chiudendo la Piazza Libertà effettivamente non andremo assolutamente a risolvere questo problema, anzi lo sposteremmo dove? In Largo Santos? Boh, forse no, perché è semplicemente della ghiaia messa lì, ma forse di nuovo in Porto Vecchio, o forse di nuovo dove c'era l'ex Silos, o forse nel posteggio sopra il Silos. Cioè, sarebbe da ragionare in una maniera leggermente più ampia, capire come gestire questa, chiamiamola emergenza, ed effettivamente non creare altri problemi, perché con la recinzione della piazza, oltre a spendere 1.200.000 euro, come già detto, che potrebbero essere spesi in altre maniere molto più intelligenti per migliorare la vita a tutti noi triestini e triestine, effettivamente noi andremo solamente a spostare il problema. E infatti è una cosa che anche ho avuto un confronto con anche l'esponente della Lega Giovani, quindi anche una parte del centrodestra, era qualche settimana fa, e anche lui ha detto che è contrario alla recinzione in Piazza Libertà, e quindi ho detto finalmente che anche il responsabile della Lega Giovani ha capito, e spero farà capire anche ai suoi compagni di partito, che effettivamente spendere 1.200.000 euro per una misura che effettivamente non andrebbe a risolvere il problema è uno spreco dei nostri soldi pubblici, delle tasse di tutti noi che le paghiamo. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno Marino. Marino, buongiorno. Buongiorno cara. Quando che sento questi giovinotti che parla di 1 milione, non dico se recintarono o no, ma questo giovinotto non può permettersi di parlare di spese quando la sua parrocchia ha speso miliardi per il 110, quando in quella sua parrocchia era quella signorina che ha inventato i banchi con le rodelle, miliardi adesso si scovazzi a Venezia, e adesso viene in televisione a dire 1 milione spendi. Ma non la si vergogna, giovinotto? Ma no, vabbè, dai, adesso... assolutamente non ho educati, nulla da vergognarmi, grazie. qua, ma sì, non è per me, non è nessun problema, per amor di Dio capisco anche, come dire, la voglia anche di potersi esprimere. Purtroppo sono delle... Gli sprechi, no? Sì, purtroppo sono delle fake news che sono andate avanti per ormai diversi anni, che hanno alimentato soprattutto Giorgia Meloni per poter andare al governo e fare i danni che sta facendo. Io ricordo che il super bonus 110%, che era una misura temporanea per rilanciare l'economia dopo il Covid, che è stata creata da noi, dal governo Conte 2, poi è caduto nel febbraio 2021 il governo Conte 2, è arrivato il governo Draghi, e quindi è arrivato ministro Giancarlo Giorgetti della Lega, che è tuttora ministro dell'economia. Quindi dal febbraio 2021 fino ad adesso ha gestito il super bonus un ministro della Lega. Noi abbiamo avuto l'idea temporanea che durasse 2 anni, poi tutti i partiti nell'arco parlamentare hanno proposto proroghe, di aumentare la possibilità a chi dare questo bonus, con Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, che anche loro hanno detto no, noi siamo dalla parte degli esodati del super bonus. Gli esodati del super bonus sono coloro che hanno chiesto di usufruire di questa agevolazione, ma che poi effettivamente non ne hanno avuto diritto, perché la norma è stata cambiata mi pare 20 volte. Cioè voi immaginatevi una norma temporanea durata di 2 anni per rilanciare l'economia nel post-Covid, che viene modificata 20 volte da anche tutti gli altri partiti nell'arco parlamentare, da sinistra a destra, effettivamente ha creato solamente problemi. E in tutto questo tempo è stata gestita in primis
dalla Lega, da Giancarlo Giorgetti della Lega. Per cui io sinceramente questa critica del superbonus, nonostante tra l'altro sia anni e ormai mesi che andiamo a dire sempre la stessa cosa e la gente continua, forse la gente, no, chi poi va avanti a dire questa baggianata continua forse a far finta di non capire o non voler capire, la questione dei banchi a rotelle. Non è un ministro che sceglie di avere dei banchi a rotelle o di avere una seggiola coi braccioli o di avere una seggiola col banco che si gira sopra, non è il ministro che sceglie gli arredi scolastici, il ministro dà delle indicazioni che poi il Ministero attraverso i suoi uffici va ad applicare. All'interno del Ministero dell'Istruzione del governo Conte 2, prima ancora che arrivasse il Covid, perché poi viene sempre detto i banchi a rotelle e il Covid, le questioni non sono correlate, era stata avviata una procedura per il rinnovo degli arredi delle scuole italiane. Ora, io non so il signore che età abbia, io quando c'era il governo Conte 2 andavo, mi pare, ancora in quarta superiore o in terza superiore. Per cui effettivamente posso garantire, nonostante devo dire che sia al Volta che ho fatto io, ma che nelle scuole triestine effettivamente gli arredi siano anche di buona qualità, in buono stato, e anche i dirigenti scolastici fanno il possibile per poter garantire questa qualità dell'insegnamento agli studenti e anche a chi lavora effettivamente gli insegnanti nelle scuole, bisogna dire che nella maggior parte delle scuole italiane purtroppo c'era un problema legato, e c'è forse anche tuttora, un problema legato agli arredamenti scolastici, i banchi, le seggiole, per fortuna adesso stanno mettendo le lavagne anche quelle digitali, ma anche le lavagne quelle classiche, numerose avevano problemi, le palestre presentano dei problemi, le attrezzature sportive nelle palestre spesso sono carenti, per cui il governo Conte 2 cosa decide di fare? Decide di stanziare dei soldi per gli arredi scolastici. Nel momento in cui uno stanzia dei soldi per gli arredi scolastici, i dirigenti scolastici possono scegliere da una lista di arredi che vengono, come dire, approvati a livello nazionale dal Ministero, e dentro ci può essere di tutto, tra cui anche i banchi a rotelle che io ho anche avuto al Volta in quarta superiore, ma è una scelta che fa il dirigente scolastico. Non è una scelta che fa il ministro, insomma, sono i dirigenti scolastici che hanno chiesto questa cosa qui. Nel laboratorio di scienze, che purtroppo hanno finito di ristrutturare quando io ho finito la quinta, per cui effettivamente non ho potuto usufruire, ma al Volta hanno rifatto totalmente il laboratorio di scienze e l'hanno fatto anche con dei fondi europei in una maniera veramente impeccabile. Hanno messo dei banchi a forma trapezoidale con anche le rotelle, per poter fare delle disposizioni particolari per dei lavori di gruppo all'interno del banco. Ma sono stati gli insegnanti di scienze e il dirigente scolastico che hanno scelto di fare questo tipo di arredi per promuovere un certo tipo di didattica. Stessa cosa anche per i banchi a rotelle. Ovviamente questa cosa purtroppo ha avuto la coincidenza del Covid, per cui quell'iter amministrativo del rinnovo degli arredi scolastici si è concluso in concomitanza con la chiusura delle scuole e il conseguente riavvio della didattica in presenza nel 2021, perché il 2020, secondo quadrimestre del 2020, è stato fatto a distanza con la famosa DAD, la didattica a distanza. La famigerata. Esatto, famigerata, esatto. Nel 2021 sono riprese ad alternanza, a seconda delle scuole delle regioni e delle famose zone, no, che c'erano colorate, la ripresa della didattica in presenza. E poi devo essere sincero, a noi per esempio al Volta, che avevamo una classe che era relativamente piccola al pian terreno, questo tipo di banchi ci ha aiutato con il distanziamento. Come sapete, nel 2021, con il rientro della didattica in presenza, erano da mantenere delle distanze tra la cattedra, tra i diversi banchi, e quindi effettivamente questa possibilità di banchi a rotelle a noi personalmente ha agevolato, e lo dico anche senza problemi. Cioè, nel nord Europa sono anche abituati a questo tipo di didattica che sia innovativa. Se è stato uno spreco, vedasi queste notizie che sono passate anche qualche anno fa, di questi banchi che poi sono stati buttati via o robe del genere, e chiaramente, posto che c'è sempre una responsabilità del dirigente scolastico, ma anche quel tipo di azioni lì, quindi nel momento in cui tu acquisti un arredo scolastico e poi lo vai a buttare via per chissà quale ragione, perché effettivamente se tu non lo utilizzi ci sono degli iter amministrativi per poter magari dare quegli arredi scolastici ad altri istituti che ne hanno bisogno. Certo. Se quegli banchi sono, e questo vale per tutti gli arredi scolastici, nel momento in cui quei banchi
o una seggiola, indifferente, viene buttato via e però è ancora utilizzabile, allora un comportamento del genere va perseguito, perché tu vai effettivamente a recare un danno economico alla collettività, perché dei soldi pubblici sono stati spesi per il rinnovo delle attrezzature, degli arredamenti scolastici, e se poi i dirigenti scolastici, quei pochi, perché si contano probabilmente su una mano in tutta Italia, hanno deciso di non poi usufruire e quindi di buttarli via o regalarli, venderli, emerge un po' sempre... Perché poi queste notizie vengono sempre strumentalizzate, per cui non si capisce mai veramente dove stia la verità rispetto a quello che accade sul territorio. Esattamente, poi effettivamente è un comportamento quello lì da perseguire, però ripeto, quelle scelte di Banca e Ortelli sono state fatte dai dirigenti scolastici che, parentesi, fanno un ottimo lavoro. Personalmente li conosco alcuni qui a Trieste, ma in tutta Italia ci sono veramente dirigenti scolastici e insegnanti che fanno il loro lavoro in condizioni non solo di precarietà di lavoro, ma anche proprio precarietà strutturale delle strutture scolastiche e degli arredi. Allora, dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, l'ultima pausa della mattinata, subito dopo torneremo ancora in studio con Enrico Sossi, a fra poco. Bentornati in diretta. Allora, siamo sempre in compagnia di Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle, c'è già una telefonata in arrivo, ma prima volevo dare lettura di una segnalazione che ci fa una signora che si chiama Daniela, che ci segue sempre, dice: buongiorno a tutti, sfiorata tragedia poco fa, un pilone del cantiere ex Fiera crollato in mezzo alla strada, ci poteva scappare il morto, non sanno lavorare, molti cantieri sono messi da stranieri oppure lavorano persone che non sanno quello che fanno, insomma è arrabbiata. La signora Daniela è molto impressionata, come lo siamo noi naturalmente, di questa notizia, insomma pare sia caduto proprio un pilone su un'auto addirittura, no? Non ho capito un'auto bene in transito. In transito, sì, quindi poteva davvero grave. Essere una cosa grave. Sì. Andremo a verificare ancora la notizia e tutto quello che è successo, ma intanto insomma era giusto darvi conto di questo che ci ha segnalato la signora Daniela. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? È caduta la linea? Ok, allora invitiamo sempre i nostri telespettatori a ritelefonarci eventualmente. Renata ci scrive: mi pare che ormai l'opposizione, non sapendo proporre soluzioni a problemi della città, ha da ridire su tutto. Se si fa perché si fa, se non si fa perché non si fa. Cioè, questa è una critica che forse vi sentite rivolgere spesso. Spesso, ma io ripeto la proposta che ho fatto prima. I poliziotti che stanno al confine e che non possono fare il loro lavoro, li mettiamo nel centro città. Li mettiamo in Piazza Libertà, Piazza Garibaldi, Piazza Venezia, la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, quando serve. I poliziotti devono essere a disposizione delle volanti e della questura, non sui confini, a effettivamente non poter fare praticamente nulla, perché ogni tanto passa il passeur, il trafficante di migranti che ingenuamente passa per il confine di Fernetti, ma altrimenti questo blocco ai confini, che alla fine consiste semplicemente in questi agenti di polizia e militari che stanno al confine e che effettivamente dicono ai triestini di andare avanti perché ovviamente non vogliono, come dire, rompere le scatole ai triestini residenti, ma ovviamente comunque si possono generare dei disagi al confine, code. Ogni tanto sì, qualche controllo, ma vi ricordo che i controlli ai confini sono stati attivati per la questione, dicevano, terroristica e migratoria, quando a saputo era scoppiato dopo il 7 ottobre. Esatto, esattamente. Ma effettivamente abbiamo tutti visto in questi anni, dal 2023, che è una cosa totalmente inutile, e invece nelle nostre città e in questura mancano i poliziotti. Allora la nostra proposta è semplice sul tema della sicurezza, per esempio qui a Trieste. I poliziotti che stanno ai confine, ai valichi maggiori, perché come ho già detto prima tutti gli altri non sono coperti e quindi tutti i migranti passano praticamente per il bosco, come già avveniva anni fa e avviene tuttora, i poliziotti li mettiamo
nelle piazze, nelle vie, a tutela dei cittadini, dei triestini che effettivamente in numerose occasioni non possono uscire di casa tranquilli. C'è un tema che è quello della percezione della sicurezza, ma che deriva proprio dal fatto che la presenza delle forze dell'ordine sul territorio è carente, ma questo purtroppo a conseguenza di scelte politiche fatte dal governo nazionale per pura propaganda, e nel frattempo chi ci rimette siamo tutti noi residenti e tutti coloro che vivono la nostra città e il nostro territorio. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sono Silvia. Silvia, buongiorno. Salve. Buongiorno, io volevo dire al vostro gentilissimo, troppo gentile ospite che ha perso troppo tempo prezioso per rispondere a quel signore non altrettanto educato. Perché allora chi chiama di solito sono quelli dell'opposizione, chiaramente, no? Che fanno quel tipo di telefonate. Non ho mai sentito uno o una che avesse telefonato elogiando e soprattutto mettendoci al corrente di qualcosa di buono che ha fatto questo governo, quello che loro hanno votato, perché io sto ancora aspettando un programma decente che abbia fatto migliorare la vita dei nostri cittadini. Esatto. Io potrei raccontare la mia esperienza, ma non ho voglia di spiattellarla lì, posso assicurare che la mia vita è molto peggiorata con i provvedimenti di questo governo. Ora, il signore così poco educato si può vergognare lui per il suo modo di fare, innanzitutto, essendo una persona in età dovrebbe dare il buon esempio. Ecco, io di solito quando chiamo cerco di essere educata, di non offendere. E lo apprezziamo sicuramente, Silvia, grazie. E poi volevo dire che dica lui quello che di buono ha fatto il governo attuale. Chiarissimo, grazie Silvia, buona giornata a lei. Allora, questa è la posizione della nostra telespettatrice, no? Sì, ma come dire, concordo, mi fa piacere e la ringrazio. Io appunto concordo con la signora Silvia, perché io ogni volta che mi viene appunto un cittadino, una persona, un conoscente, chiunque viene a effettivamente come dire, a criticare anche l'operato politico della mia forza politica, cosa assolutamente legittima e che io anche incentivo a fare, nel senso che chi mi conosce sa che io anche tutte queste critiche che ci vengono fatte io le ascolto tranquillamente, se possibile, se lo ritengo, cerco di rispondere fornendo la mia versione, però effettivamente tutti coloro che come dire, sostengono l'attuale governo di centrodestra e che effettivamente continuano a criticare le opposizioni, il loro operato in passato, non dicono mai, non hanno mai, ma proprio perché non possono, perché non esiste una misura effettivamente positiva del governo nazionale, una riforma. L'unica riforma che hanno provato a portare avanti è stata clamorosamente bocciata dalla cittadinanza. E questa cosa, parentesi, mi ha dato anche una grande soddisfazione per il lavoro che siamo riusciti a fare assieme alla cittadinanza per fare divulgazione sui danni che avrebbe risultato il referendum sulla magistratura. Quella è l'unica riforma che stanno provando a fare, che avevano provato a fare e non ce l'hanno fatta perché i cittadini stessi attraverso un referendum li hanno bocciati. E loro adesso continuano appunto a alimentare polemiche strumentali su, abbiamo sentito, super bonus, banchi a rotelle, ma sono sempre le stesse cose, perché non hanno altri argomenti, non hanno da fare proposte. Io quando prima ho avuto la possibilità di poter parlare dei campionati nazionali universitari, avevo il sorriso solo l'idea di poterlo fare, perché finalmente c'è la possibilità di portare anche una notizia positiva ogni tanto, sempre, perché ci sono sempre giustamente anche polemiche e critiche, tutto più che legittimo, però finalmente ogni tanto che ci sia anche una notizia positiva, che noi, pur essendo l'opposizione, anche in consiglio regionale abbiamo una sola consigliera, ma nonostante questo siamo riusciti a portare a casa un piccolo risultato da parte nostra, che però può garantire un grande successo per tutta la nostra regione e per i giovani. Purtroppo loro non hanno questo tipo di argomenti. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono dottoressa Cuccarella, buongiorno. Buongiorno al suo gentile ospite, sono Attilio. Attilio, buongiorno. Salve. Buongiorno. Allora, prima di tutto
innanzitutto concordo, pur appartenendo come credo politico a quello che è il governo attuale, e quindi non a un governo di centrosinistra. Comunque concordo pienamente con quello che ha detto la telespettatrice precedente, mi dissocio completamente dall'approccio con cui si è posto il signore che ha chiamato prima. Detto ciò, diciamo che è stato fatto al suo ospite una domanda riguardo, anzi una considerazione prima, una domanda di questo signore riguardo al 110. Sì. Ok, allora io cerco di essere sintetico, diciamo che il 110 è stata una delle grandi innovazioni, e quindi, ripeto, sto parlando bene di quello che è stata una logica dell'opposizione, quindi per dire, è stata un'innovazione unica nel suo genere, per cui l'Italia, anche in una logica di rinnovamento delle capacità di produzione di energia, ha perso un grande treno, perché si sarebbe potuto applicare anche al comparto industriale, visto che noi siamo uno Stato energivoro. Sul fatto che sono stati spesi miliardi e così via, sono cose che dicono persone che non conoscono la logica del 110 e la confondono con quello che è il bonus 90, ed è lì che sono stati fatti gli investimenti sbagliati, perché non c'era congruità di prezzo nelle lavorazioni e nei materiali. E quindi una facciata che poteva costare 50.000 euro è diventata, adesso faccio un numero a caso, è iniziata a costare 100.000, perché non c'era congruità di prezzo, mentre nel 110 lo Stato sostanzialmente ha creato un sistema dove c'erano limiti di prezzo per ogni singolo elemento e lavorazione, e quindi non era possibile aumentare i prezzi di misura, tutto era assolutamente controllato. Poi, per carità, diciamo che si può sempre, l'italiano fatta le leggi gabbato lo santo, ed è stato anche fatto in alcuni casi, insomma, è successo, no? E per fortuna sono stati anche perseguiti dalla Guardia di Finanza e dalla magistratura quando hanno fatto, quando ci sono state delle truffe. Mi scusi Attilio se l'ho interrotta, stava proseguendo. Ho paura che sia caduta la linea, ci dispiace. Comunque pareva di capire il signor Attilio che è stata una grande innovazione, però una sorta di treno perso, perché non è stata applicata anche al comparto industriale, quindi anche alla produzione, magari all'autonomia energetica, ecco, diciamo. Sì, a me appunto fa piacere innanzitutto che il signor Attilio, che ringrazio, abbia fatto anche chiarezza rispetto ad alcuni temi, come anche i famosi preziari che erano presenti all'interno della misura del super bonus 110%, e un altro tema molto importante che insomma ha toccato è quello dell'autonomia energetica, cosa che è assolutamente strategica non solo per il nostro paese, ma io penso che debba essere strategica a livello europeo, nel momento in cui noi abbiamo un solare, degli impianti di produzione di energia rinnovabile solari che producono tanto in un periodo dell'anno, magari in Nord Europa, in Centro Europa abbiamo degli impianti eolici che possono anche loro in determinati momenti dell'anno produrre tanta energia. Se noi riuscissimo a mettere a sistema a livello europeo la produzione di energia e il consumo di energia, forse finalmente da questo punto di vista riusciremmo a essere autonomi rispetto a tutte le altre potenze mondiali, dagli Stati Uniti alla Russia a chiunque. L'importante secondo me è che si possa raggiungere un livello di autonomia strategica che passa attraverso ovviamente un'autonomia energetica a livello europeo, per poter effettivamente anche noi essere, come dire, poter decidere liberamente su tante altre cose, e quindi questo dell'autonomia energetica è anche quindi che passa anche attraverso non solo la produzione di energia rinnovabile, ma anche attraverso per esempio l'isolamento termico degli immobili, cosa che il superbonus ha portato avanti, che poi, parentesi, inciso, questo miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili è stato anche richiesto dall'Unione Europea, per cui in tutti gli altri paesi europei si stanno facendo delle misure, anche se differenti, per poter raggiungere l'obiettivo di una maggiore efficienza energetica dei nostri immobili, non solo residenziali ma anche industriali, pubblici.
E il superbonus è nato in questo senso e ha aiutato tanto in questo senso, e adesso dobbiamo ovviamente proseguire con questa maggiore e continuare il processo di efficientamento energetico dei nostri immobili, a partire assolutamente, concordo anch'io, da quelli industriali, ma anche dalla residenzialità pubblica, e quindi anche in generale, poi anche ovviamente da quella privata, e proprio per raggiungere sempre più, passo dopo passo, un'autonomia energetica che penso sia fondamentale per garantirci uno sviluppo futuro in autonomia e quindi anche indipendenza. Allora, un'ultima telefonata per questa puntata. Pronto, buongiorno, chi è con noi? Salve. Stavo sempre Attilio, ecco, volevo solo completare in un minuto quello che stavo per dire. Sì. Semplicemente questo: la vera innovazione del 110 è stata la possibilità di cedere il credito, perché i crediti esistevano già prima per le ristrutturazioni, adesso al di là delle percentuali, mentre la cessione del credito è stata la grande vera innovazione da un lato. E ricordo agli telespettatori che il 110 ha portato anche all'emersione di tantissimi abusi edilizi e a un gettito fiscale per il recupero, e in più, concludendo, ha portato a una grande maggior difficoltà all'evasione delle aziende edili, non tutte per carità del Signore, in un settore dove sappiamo l'edilizia, diciamo che quello che si chiama l'evasione fiscale, ovvero il nero, per moltissimi anni è stato che l'ha fatto da padrona. In questo caso, attraverso le logiche e le regole del 110, ciò diventava, se non impossibile, molto più complesso, quindi con un maggiore gettito per lo Stato e per il beneficio di tutti i cittadini. Vi ringrazio molto e buona giornata. Grazie a lei, Attilio. Insomma, completava il suo discorso, no, Attilio? Sì, che poi tra l'altro è rispolverata questa questione anche, hanno fatto una domanda simile al presidente Conte, mi pare ieri, oggi, una roba recentemente, e anche lui ha fatto notare, il presidente Conte, come senza il super bonus nella ripresa post-Covid non avremmo potuto avere l'aumento del PIL del 5,1%, che ovviamente una parte di questo aumento del PIL è stato dovuto al fatto che era calato per via del lockdown nel 2020, ma senza questa misura è stato stimato che l'aumento del PIL sarebbe stato solamente del 3,1%, quindi questa misura effettivamente, riuscendo ad alimentare il settore dell'edilizia con anche una maggiore regolamentazione e quindi emersione del nero e maggiore gettito fiscale per lo Stato, effettivamente ha contribuito notevolmente alla ripresa del prodotto interno lordo appunto nel post-Covid, che è una cosa che era assolutamente fondamentale per il nostro paese, perché poi dall'edilizia c'è tutto l'indotto e proprio l'intero, un po' tutta l'economia riparte, come abbiamo visto dall'aumento del PIL. Allora, grazie a Enrico Sossi per essere stato con noi, lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste, la trasmissione. Grazie e grazie a tutti voi che ci avete seguito e buona giornata a tutti.